Ma se la poké hawaiana l'avessero inventata a Salerno? Spugniamo le frise. Ci servono per bagnarle e poi ridurle nuovamente in piccoli piccoli pezzi. Olio, qualche goccina di aceto e un pizzico di sale. Prepariamo il condimento. Partiamo dalla ricciola. Un bel taglio. La storia vuole che le poke hawaiane non abbiano mai avuto come abbinamento il riso, ma era semplicemente del pesce di risulta. Con quello facevano un condimento e veniva mangiato così al momento. Ma tutto quello che è la parte orientale, per così dire, della ricetta è qualcosa che è avvenuta molto ma molto dopo. Immancabile un po' di seta. Passiamo ai peperoncini. Senza semi, via, un bel taglio a rondellina. Qualche fogliolina di basilico rotta, così. E adesso un po' di cipollotto, meglio ancora se è quello verde. Olive e capperi. Immancabile il cuore di scarola. Giusto qualche foglia, ben lavata e tagliuzzata. Montiamo e condiamo la nostra poke di pesce. Colatura di alici, olio d'oliva, un poco di aceto di riso. La frisa spugnata. La mettiamo alla base come se fosse il classico riso, la scarola condita con un po' di olio d'oliva e sale. A terminare la nostra poke salernitana. La poke versione Salerno. Fate i bravi.